Era stata trovata senza vita nella sua abitazione di Ormelle. Inizialmente si era pensato a cause naturali o al gesto estremo. Ora per la morte di una barista 44enne è indagato il compagno. Eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Daniel Pascal Albanese, trovato senza vita una settimana fa a Cornuda. Intanto continuano le ricerche della compagna dell'uomo scomparsa da 2 settimane. Una serata tra amici a Sant'Orso finisce in tragedia. Un camionista spara al del figlio, un giovane magrebino, ferendolo gravemente. L'intera scena davanti agli occhi del figlio tredicenne dell'aggressore. Si erano offerti di lucidare alcuni arredi sacri in cambio di poco meno di 1.000 euro. Alla fine 2 nomadi, padre e figlio, hanno tentato di estorcere ad un parroco 50.000 euro. I 2 sono finiti in carcere. Amministrative 2018 a Vicenza, è Otello Dalla Rosa il vincitore delle primarie. Sarà lui il candidato del centro-sinistra nella corsa per la poltrona al sindaco. Medici di base, domani il tavolo convocato dalla Regione per scongiurare la nuova raffica di proteste la prossima settimana. I timori degli utenti per nuovi possibili disagi. Un'anziana padovana da 4 giorni senza gas per un piccolo problema. L'idraulico lo ripara, ma la compagnia del gas non manda i tecnici per riattivarlo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca: è stata trovata morta in casa lunedì scorso, ma sul suo decesso ora è giallo indagato il compagno di una 44enne trevigiana. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Il segnale che qualcosa non quadrava c'era da giorni, da quando cioè non era stato dato il nulla osta per i funerali, perché gli inquirenti volevano vederci chiaro nella morte di Tamara Sartor, 44enne barista di Ormelle, trovata senza vita nel suo appartamento lunedì sera. Malore o gesto estremo, le prime ipotesi, ma per la procura c'è una terza via da approfondire, quella peggiore: maltrattamenti aggravati dalla morte. Per questo reato è ora indagato il compagno, proprio chi quella sera aveva chiamato il 118. I medici non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della donna, ma a non convincere gli investigatori sarebbe la modalità del dramma. Per questo si è deciso di indagare per dissipare ogni dubbio. Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico al medico legale nominato per eseguire l'autopsia sul corpo della barista. Da chiarire la causa della morte, se questa sia riconducibile davvero a un gesto estremo o se la donna possa essere morta a causa dei maltrattamenti che avrebbe subito. Ad appesantire il quadro alcune segnalazioni e testimonianze che riporterebbero diversi problemi tra la barista, che con la sorella gestiva il bar all'angolo di Ormelle, e il compagno. Restiamo nel Trevigiano con un altro giallo, quello di Cornuda. È stato eseguito l'esame autoptico sul corpo di Daniel Pascal Albanese, l'uomo trovato impiccato nella sua abitazione una settimana fa. Suicidio apparente per i legali della famiglia, ma per avere una verità su questa morte bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto della compagna dell'uomo, Sofia, ancora nessuna traccia, sembra essere letteralmente svanita nel nulla. Per avere le prime risposte bisognerà attendere. La morte di Daniel Pascal Albanese, 50 anni, è avvolta sempre più nel mistero, così quanto la scomparsa della compagna ucraina Sonia Melnik, 43 anni. Un giallo sempre più inquietante. Lui trovato morto impiccato nella sua abitazione, lei scomparsa nel nulla. Oggi l'esame autoptico sul corpo dell'uomo effettuato dal dottor Alberto Furlanetto. Sono stati eseguiti prelievi genetici e tossicologici per accertare se l'uomo avesse alcol o droghe nel sangue e ci fossero segni di violenza, risultati che non arriveranno prima di qualche settimana. Abbiamo raggiunto al telefono il legale della famiglia albanese, l'avvocato Antonio Petroncini. Siamo di fronte ad un apparente suicidio e si sta cercando la verità, cioè si sta cercando di capire se, come solo a prima vista può sembrare, si è trattato di un suicidio oppure no. Dall'autopsia che cosa è emerso? Sono emerse ovviamente una serie di indicazioni che devono poi essere elaborate da chi ha la competenza tecnica per farlo, che questo è il mestiere innanzitutto dei medici legali. E intanto continuano serrate le ricerche di Sofia, un territorio vastissimo che gli uomini del soccorso stanno scandagliando metro su metro, da Cornuda a Pederoba, dove il cellulare della 43enne ucraina ha agganciato per l'ultima volta la cellula telefonica. Gli elicotteri stanno sorvelando i cieli del territorio alla ricerca anche di una minima traccia, ma Sofia sembra svanita nel nulla. Sul posto questa mattina è tornato anche il sindaco di Cornuda, che sta seguendo giorno dopo giorno le ricerche. Hanno verificato ormai un'area che ha fatto tutti i colli esolani fino al Monte Tomba, al Monfenera e le cave qua intorno, e veramente hanno fatto un lavoro egregio tutti i volontari dalla protezione civile al soccorso alpino ai pompieri, però non si trova ancora questa persona. Per tutta la settimana le ricerche continueranno.
Ci spostiamo nel Vicentino con una sparatoria ieri notte in un distributore di Sant'Orso, tutta la scena davanti al figlio di chi ha imbracciato il fucile davanti agli occhi di un bambino di 13 anni. Due spari a nemmeno 2 metri di distanza, un agguato premeditato dopo una serata di baldoria, tutto davanti agli occhi di un bambino di soli 13 anni, figlio dell'uomo che ha premuto il grilletto. Lui è Riccardo Crestani, camionista di Piovene Rocchette, cacciatore con regolare porto d'armi, insieme al figlio maggiore Roberto Crestani che vedete nella foto. L'attuale convivente, il figlio minorenne e un cittadino marocchino di 37 anni festeggiano al bar Alpi. Quella sera qualcosa va storto, mentre il gruppetto se ne va Riccardo torna a casa, prende il fucile, raggiunge la macchinata e fa fuoco sul marocchino. Lo colpisce ad una spalla, ad un braccio, forse puntava al cuore, lo colpisce davanti a tutti. A quel punto è il figlio Roberto ad aggredire il papà, forse sconvolto da quanto stava succedendo, fino a farlo finire in ospedale. Il marocchino è ricoverato in prognosi riservata. Riccardo Crestani dovrà rispondere ora di tentato omicidio, mentre il figlio Roberto di lesioni gravissime. Intanto i carabinieri, giunti immediatamente sul posto, anche per le numerose chiamate ricevute, hanno già contattato il sindaco di Piovene Rocchette e i servizi sociali. Un evento sicuramente doloroso perché coinvolge in pieno una famiglia. Stiamo indagando, adesso vediamo esattamente quale sarà il motivo scatenante di questa sparatoria e poi anche della successiva aggressione del figlio verso un padre. 2 nomadi sono stati arrestati per tentata estorsione nei confronti di un parroco, è accaduto nel Trevigiano a Preganziol. I carabinieri di Vedelago li hanno arrestati in flagranza mentre stavano cercando di estorcere quasi 50.000 euro ad un parroco a Preganziol. In carcere sono finiti 2 nomadi, padre e figlio, già noti alle forze dell'ordine, pluripregiudicati. I 2 specializzati nella pulizia e lucidatura di arredi sacri a settembre contattano il parroco. Si accordano con il religioso per sistemare una ventina di pezzi ad un prezzo di quasi 1 migliaio di euro. Ma ben presto padre e figlio iniziano a pretendere dal sacerdote altri soldi, molti di più di quelli pattuiti, richieste puntualmente accompagnate da minacce. Il parroco, condizionato dallo stato di soggezione che incutono i 2, decide di rivolgersi ai militari dell'Arma. Ieri scatta il blitz, il parroco dà appuntamento ai 2, ma ad attenderli ci sono anche i carabinieri che arrestano padre e figlio. Già nei mesi scorsi i militari di Vedelago avevano denunciato 7 nomadi accusati di truffa nei confronti di una 50ina di parroci del Veneto. La politica adesso è Otello Dalla Rosa, il vincitore delle primarie per le amministrative a Vicenza l'anno prossimo. Sarà lui anche il candidato per il centro-sinistra nella corsa a sindaco. Ecco le sue parole a caldo subito dopo la proclamazione. Sono molto felice, lo dico con sincerità, perché è stato un percorso lungo che ha visto tante persone impegnate, è stata la vittoria di un gruppo, è stata la vittoria della gente, è stata la vittoria di tante persone che hanno contribuito a costruire queste idee di città insieme. Ringrazio anche i miei 2 competitor perché è stata una competizione bella, leale, costruttiva, che ha portato a coinvolgere tanta città, perché più di 6.300 elettori ci hanno seguito e credo sia un risultato straordinario frutto del lavoro di tutti. Voglio anche ringraziare la mia famiglia che mi è stata vicina e che ha sacrificato un po' in questi mesi per i tanti impegni, il tanto lavoro che abbiamo fatto. E grazie a tutti, da domani si ricomincia a lavorare. Primarie che si sono chiuse con un colpo di scena, un blackout informatico che ha costretto gli organizzatori a verificare se tutti coloro che erano andati a votare ne avevano diritto. Quindi per tutto il pomeriggio bocche cucite dei contendenti che hanno aspettato il verdetto finale. L'unico a parlare è stato Jacopo Bulgarini del CIE, che ha affidato la sua amarezza per la sconfitta alla sua pagina Facebook. Una gara decisa al photo finish sul fil di lana per una manciata di voti, un'inezia che però, come molte volte accade, fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ma con un colpo di scena oggi tutto viene rimesso in discussione. Sì, perché ieri, per più di mezz'ora, a causa di un blackout informatico, il sistema in rete non ha funzionato e non è stato possibile verificare in diretta se chi si presentava aveva titolo per votare. Risultato: bocche cucite per i 3 contendenti, fino all'ultimo
l'ufficializzazione definitiva del vincitore. Stamattina e per gran parte del pomeriggio sono stati ricontrollati i requisiti di decine di elettori. Possa mai cambiare il risultato, avrà pensato Giacomo, perché in effetti la distanza con Otello Dalla Rosa è minima. Chi ha perso è comunque il Partito Democratico, che con tutto il suo peso non ha saputo fare la differenza, che non è riuscito a regalare un vantaggio decisivo al suo alfiere, il giovane Giacomo Possamai, che invece ha dimostrato di essere un cavallo di razza. Chi ha perso sicuramente è Jacopo Bulgarini Delci, lui come Davide e Golia, ma non uno contro l'altro, insieme. Sì, perché questa volta il gigante politico, Achille Variati, ha preferito al partito di una vita il braccio destro degli ultimi 10 anni, prima portavoce del sindaco e poi suo vice. Achille e Jacopo, Achille davanti e Jacopo un passo indietro. In politica però, invertendo l'ordine dei fattori, il risultato cambia e adesso con Jacopo davanti e Achille a sostegno la coppia ha perduto. Così al silenzio sul web di Possamai fa da contraltare lo sfogo di Bulgarini, che sa di addio alla politica. Avevo sperato che ci potesse essere sufficiente forza in un patrimonio di idee e nella condivisione da parte di tante persone, personalità della nostra città, al di là anche dell'appartenenza di partito, senza avere una struttura importante alle spalle, facendo una campagna piccola, indipendente, molto autonoma, molto libera, anche come quella che abbiamo provato a fare, che questo potesse essere sufficiente. Non è stato così e la responsabilità di questo fallimento, perché è un fallimento, è mia ed è tutta mia. Ed ora l'agitazione dei medici di base, domani il tanto atteso tavolo convocato dalla Regione per scongiurare la nuova raffica di proteste in programma la settimana prossima, proteste che preoccupano non poco gli utenti. È un problema abbastanza complicato, bisogna concordare, parlare, dialogare. Tutto appeso a un filo, il filo di un tavolo, quello di domani, per scongiurare il peggio. Regione e medici di base faccia a faccia forse per l'ultima volta prima dell'arrivo della nuova serrata degli ambulatori dal 13 al 15 dicembre. Un nuovo sciopero che, sommato a quello degli ospedalieri del 12 dicembre, rischia di mettere KO l'assistenza medica in 4 giorni di proteste. Anche per questo la Regione ha convocato il tavolo, mentre da più parti le polemiche sulla linea dei medici di base continua ad essere forte. Lo sciopero dei medici e lo sciopero nei servizi pubblici significa sempre disagio per la cittadinanza. Se fai uno sciopero che danneggia i cittadini saranno parte lesa. Tutto questo mentre il dibattito sulla necessità di inglobare i medici di base nelle ULSS continua il suo percorso e trova sponda da più parti, compreso un sindacato come la CGIL, che ha più volte ribadito di trovare questa ipotesi come la soluzione a situazioni di questo tipo. Perché se il tavolo dovesse finire con un altro scontro, ci si troverebbe nuovamente di fronte ai disagi già sperimentati un mese fa. Non può fare sopra se c'ha della gente che sta male, insomma, non è giusto. Chi ha bisogno è veramente un povero disgraziato. Io penso sia un disagio non da meno, perché è una cosa necessaria e dovrebbe essere sempre prestato il servizio medico e non deve mancare, è un diritto e un dovere dal punto di vista dei medici, quindi non trovo giusto questo sciopero. Ecco. Beh, sicuramente è un disservizio alla cittadinanza, quindi bene non è. Torniamo alla cronaca. 14enni insediate al patronato di Vigonza da un maniaco. 50 euro era la cifra che offriva alle ragazzine perché andassero via con lui, e così scatta l'indagine. Si è avvicinato alle ragazzine e ha fatto loro proposte indecenti. Paura a Vigonza per un maniaco che sabato pomeriggio avrebbe insidiato 3 14enni che si trovavano al patronato di San Sebastiano. Le ragazzine si erano fermate in un bar per bere la cioccolata quando un presunto pedofilo ha offerto 50 euro in cambio di andare via con loro. Resesi conto della situazione, le 3 adolescenti sono andate vicino al bancone del bar del patronato, dove il barista ha detto loro di non uscire e di chiamare i genitori. Genitori che sono andati subito a fare denuncia ai carabinieri di Pionca, che ora stanno visionando le immagini della videosorveglianza e stanno tentando di identificare il maniaco. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Seconda parte del telegiornale Veneto, che si apre con la cronaca. Arresto eccellente nel Veneto orientale, grosso quantitativo di cocaina sequestrato a casa di un insospettabile. I carabinieri della stazione di Caorle hanno arrestato un noto imprenditore di San Stino di Livenza. 40enne incensurato, l'uomo è stato trovato in possesso di ben 100 grammi di cocaina e 70 di marijuana e di un bilancino di precisione per pesare e suddividere la droga.
Il provvedimento al termine di una complessa e delicata indagine dei militari che sono partiti da alcuni consumatori per risalire al presunto pusher. Nelle scorse ore si sono presentati alla porta dell'imprenditore con un mandato di perquisizione, trovando le prove della sua attività. Colto sul fatto, per lui è scattato l'arresto. Si trova ora nel carcere di Pordenone a disposizione del magistrato. La droga, sequestrata, è stata inviata in diversi laboratori di analisi per ottenere informazioni utili al proseguimento delle indagini. Voltiamo pagina e parliamo della storia di Elisabetta, un'anziana padovana da 4 giorni senza gas per un piccolo problema risolto dall'idraulico, ma la compagnia del gas non manda i tecnici per riattivarlo. Sciarpa al collo, maglione pesante, stufetta sempre accesa che la segue in ogni stanza. Elisabetta Barbacci da giovedì vive senza gas in questi giorni di freddo intenso. Niente riscaldamento, niente acqua calda. La signora si accorge nei giorni scorsi di un malfunzionamento del fornello e chiama subito la compagnia del gas. Sono venuti, sono stati pochissimo, mi hanno detto che per la mia tutela dovevano chiudere tutto. Però loro erano responsabili solo della parte esteriore. I tecnici le hanno tolto il gas per motivi di sicurezza e hanno invitato la signora a chiamare un idraulico per la parte interna dell'impianto, cosa che lei ha fatto prontamente. Ho chiamato, è venuto, ha fatto le dovute, i controlli dovuti e ha detto che per la sera potevano benissimo ridarmi il gas. Ma ancora niente gas. Dopo molte telefonate un accenno di risposta. I tecnici non si muovono nel fine settimana e prima di lunedì sera non ci sarebbe stata la visita. Sono andata a mangiare fuori e quindi ho speso dei soldi in pizzeria. Ho chiesto a un vicino se mi poteva scaldare la roba, ma quello che è più tremendo è il non lavarsi o lavarsi in maniera molto sommaria e soprattutto il freddo che si ha soprattutto alla sera quando va la temperatura va sotto zero. Oltre al freddo, Elisabetta non può farsi una doccia calda senza contare le spese per tenere accesa la stufetta. Le stufette, diciamo, sono piuttosto costose, me la porto di qua e di là e sperando che vengano oggi pomeriggio, ma dopo deve venire l'idraulico e quindi io mi auguro che non andiamo alle calende greche. Lei è pensionata, vive da sola, paga sempre le bollette puntuale e ora si trova ad 80 anni ad affrontare questi disagi. E mattinata difficile alla scuola primaria Manzoni di Treviso. All'arrivo dei bambini il plesso era completamente al freddo a causa di un blocco nel riscaldamento. Molti i piccoli che sono tornati a casa. Mancano pochi minuti alle 8, i bambini infagottati per il freddo stanno per entrare a scuola, ma all'improvviso, invece di aprire i cancelli, ad uscire dalla scuola sono le maestre che avvertono i genitori che il riscaldamento è andato in blocco e bisogna attendere. Genitori che hanno dovuto aspettare quasi un'ora fuori con meno 2 gradi. Poi la decisione del dirigente scolastico. Io ho parlato con i genitori e abbiamo detto loro che i ragazzi potevano entrare sapendo che la temperatura si sarebbe alzata entro un paio d'ore. Altrettanto i genitori che invece avessero preferito una temperatura più confortevole avrebbero potuto portare i ragazzini, riportarli entro le 10. Il risultato è stato che i papà e le mamme che dovevano andare a lavoro sono arrivati tardi e molti genitori hanno scelto di riportare a casa i figli. Agli altri piccoli non è rimasto invece che entrare in aula con piumini e giacconi. Non sarebbe la prima volta che si verifica un problema simile alle elementari Manzoni. Relativi a basse temperature o mancato avvio dell'impianto per tempo. Problemi che abbiamo comunque segnalato sia quest'anno sia nello scorso anno scolastico. Immediata la risposta del comune che fa sapere che è una ditta esterna a gestire l'impianto. Ho chiesto e obbligato la ditta a essere da domani presente ogni mattina alle 7 per verificare lo stato dell'impianto e se serve anche di verificare la domenica pomeriggio com'è la situazione per evitare che il lunedì mattina dopo 2 giorni la caldaia come in tutte le scuole del resto è spenta non abbia problemi. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà di banche, ospiti in studio Andrea Armando dell'associazione Don Torto, il professor Francesco Pontaglia, economista.
Poi alle 21:15 torna a Ring, la politica alle corde, si parlerà della trattativa per l'autonomia. In studio Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roger De Menec, deputato del Partito Democratico, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Nel corso della trasmissione collegamenti telefonici, da Roma il sottosegretario Gian Claudio Bressa e poi l'onorevole Enrico Zanetti di Scelta Civica. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, pressione in temporaneo rinforzo sul nostro paese e dunque bel tempo anche sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 5 dicembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibili foschie o nebbie mattutine ma in rapido dissolvimento. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione è presente l'alta pressione, dunque cielo sereno su tutto il territorio salvo qualche nube sui monti. Temperature massime attese tra 7 e 10 gradi, valori notturni previsti tra -3 e 0 gradi in pianura. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese tra i 7 e i 9 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.